È bello, mia mamma sempre diceva che era bello, dice una bella festa. E oggi le telecamere di Onda TV e Bella Sicilia a Gualtieri si camminò a un borgo situato in provincia di Messina dove c'è grande devozione per San Nicola, una festa che si svolge abitualmente in estate, ma poi nel giorno della festa di San Nicola si svolge un evento davvero particolare. Il 6 dicembre vengono lanciate le noccioline. Sindaco, ecco, ci parli un po' di questa usanza. Si tratta di un'usanza, di una tradizione secolare. E comincia la raccolta delle noccioline. C'è un po' di maltempo, però la pioggia non sta fermando questa tradizione che si ripete anno dopo anno nel giorno di San Nicola. È una festa che è famosa un po' forse in tutta la Sicilia, anche fuori. Cerchiamo di portare avanti questa tradizione da tantissimi anni. Probabilmente ecco, qualche nostro antenato che è andato in America al ritorno degli Stati Uniti ha pensato appunto in segno di devozione al santo, un po' al rientro al comune, ecco, di buttare queste noccioline nel paese. Qui anche in questo angolo vedete altre persone impegnate nella raccolta. Vivere sempre nelle tradizioni il nostro paese, ci teniamo tantissimo. La prima volta con l'acqua. Bene, porta fortuna. Lei già ne ha raccolto qualcuna? Sì, un pochettino già. E allora, buona raccolta di noccioline. Grazie. Ed ecco, vedete lì dal balcone continuano a lanciare le noccioline. Come è andata la raccolta? Bene, diciamo bene, non ci possiamo lamentare. Raccolto un po'. Un 100 grammi. E lei non lo vuoi dire? Lei da dove viene? Di Gualtieri, di qua? Quartiere si cammina. Cosa ne pensa di questa tradizione? Sempre bella storia. Sempre bellissimo. Purtroppo quest'anno però. Quest'anno con la pioggia, però dai, È sempre una tradizione. è sempre una tradizione, quindi anche con la pioggia si raccolgono le noccioline. Guardate i miei nipotini. Ma da dove venite? Noi di Rometta. Ma è la prima volta che partecipate? No, altre volte siamo venuti. È bello mantenere vive queste tradizioni? Certo, è importante pure. È una cosa che si tramanda di anni in anni, è una cosa bella, diciamo. Hai raccolto le noccioline? Ma quante? Molte? Ma bravissima, brava. Continua. È bello, mia mamma sempre diceva che era bello. Dice una bella festa. L'aveva vista anche quando era piccola lei? Mi piace pure la banda, perché i miei fratelli, 3 fratelli, erano da banda. Ma qualcuno abbiamo raccolte. Ma partecipa spesso a questa tradizione? Io sono qua di Gualtieri, quindi vengo tutti gli anni. È una tradizione che viene rispettata da sempre e quindi oggi conferma la presenza di tutte queste persone anche col tempo cattivo. La pioggia non sta fermando il Vedete tutti contenti a raccogliere le noccioline qui. E questa è la nocciolata di San Nicola che si svolge qui in questo borgo. Vi porto anche in quest'altro angolo dove i protagonisti sono i bambini più piccoli, c'è uno spazio.
qui si vive bene con la tranquillità di un tempo e nonostante tutto siamo vicino poi anche a alcune città importanti. Sì, io sono orgogliosa di vivere in questo paese, di far crescere i miei figli in questo paese, in realtà che ancora oggi possiamo essere fieri e orgogliosi di avere. Allora non resta altro che assistere tra poco al lancio delle noccioline che avverrà anche dal municipio. Sì, dalla casa municipale che è proprio qui sopra di noi e poi da altri 3 balconi della piazza. Sì. Quindi anche lei insieme al sindaco? Insieme al sindaco lanceremo le noccioline. Sì. Saranno poi portate a casa per essere consumate durante le festività e magari... Sì, durante il Natale, insomma, e durante tutte le festività e anche durante l'anno, insomma, perché ne buttiamo in abbondanza. Ci sono tanti dolci tipici di questo periodo anche con le noccioline, quindi... Sì, infatti torroni, insomma, e così via, tutti i dolci che si possono fare con le nostre belle nocciole. Assessore, allora speriamo di tornare anche nel periodo estivo per seguire da vicino poi la grande festa dedicata a San Nicola d'estate, che sappiamo che attira tantissimi visitatori. Con le telecamere di Onda TV in passato l'abbiamo seguita, abbiamo raccontato anche i fuochi d'artificio, il passaggio sul ponte del Santo, momenti unici e speriamo di poter rivivere di nuovo e raccontare agli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Sì, grazie, è una festa che ha una risonanza importante, noi ci teniamo sempre a mantenerla viva, ecco. Continuano a piovere le noccioline, quindi assieme all'acqua qui continuano a piovere le noccioline. Amici di Bella Sicilia, guardate, qui piovono le noccioline, sì, vengono lanciate anche dal Palazzo Municipale e qui tutti a raccoglierle da terra dai 3 balconi. Qui anche in questo angolo vedete altre persone impegnate nella raccolta. Lei ricordava, portava nel suo cuore il ricordo di come si svolgeva questa giornata quando era piccolino? Non credevo che si facesse tanta fatica. Da giovane partecipava alla raccolta? Sì, tutti gli anni, i ragazzini, noi si andava a cantare le 3 serate prima della festa, si andava in giro per il paese a cantare e poi si aspettava appunto il lancio delle nocciole. Dopo 30 anni, adesso... Dopo 30 anni. Ritornerà quindi adesso nel suo paese dove lavora con questo ricordo? Questo ricordo e con la speranza di poter essere qua, almeno non ti dico, almeno fra un 5 anni, 6 anni, dipende il lavoro. Dove vive oggi? A Monfalcone, in provincia di Gorizia. Un po' lontano? Sì, lontano. Cosa le rimane, cosa le manca di più del suo paese? Oddio, cosa mi manca? I parenti che ho dovuto lasciare, gli amici, tutti gli affetti. Essendo cresciuto qua è normale che un distacco è sentito, no? Poi che uno si possa integrare in un'altra zona, in un altro paese è anche normale, perché dove c'è il lavoro c'è la pace e la serenità. Quello che purtroppo non si riesce per tanti giovani ancora oggi trovare qua in questa zona, nella nostra provincia di Messina. Nel nord Italia restano vive queste tradizioni o ci sono? Sì, ci sono in un'altra maniera, in un altro modo, ogni zona ha le sue tradizioni, le loro sagre, onorano tanto l'agricoltura, la sagra degli asparagi, la sagra delle razze, sarebbero le anatre. Sì, ogni zona ha le sue, il prosciutto di San Daniele, è normale che... Bene, Laura, l'aspettiamo magari quanto prima nuovamente qui. Quanto prima, si spera, sì, quanto prima. È la prima volta che partecipa? Sì, sono polacca, sì. Prima volta. Fateci sapere. È bello. È divertente, ecco. Sì, Vedete, bello. continua a piovere e continuano a piovere anche le noccioline che poi vengono raccolte, vedete, guardate qui. Ai nostri microfoni il parroco di Gualtieri Roberto Merlino, ma ci spiega questa tradizione appunto della raccolta delle noccioline, quindi del lancio anche? Ecco, è una tradizione
che riscalda il cuore, perché significa prosperità, portare gioia, allegrezza, prosperità nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nella nostra comunità, e questo vale non solo per noi di Gualtieri Si Camminò, ma vale anche per tutto il mondo in questo momento che ha bisogno tanto di tenerezza, di gioia e di benedizione di nostro Signore. Ecco, noi siamo qui in mezzo a questa meravigliosa gente, ecco, con l'augurio che ci sia tanta pace, tanta prosperità, tanta gioia e soprattutto che ci sia tanta salute, perché ne abbiamo bisogno. Io ringrazio a voi dell'Onda TV. Lei ha lasciato questo borgo da giovane, quindi per motivi di lavoro? Ventenne, sì. Nel cuore resta sempre la Sicilia, resta sempre la terra d'origine? Indubbiamente, la terra della Sicilia, il paese, le tradizioni, è così. I figli no, i figli preferiscono stare dove sono nati. Grazie Sindaco, allora speriamo di vederci anche in altre occasioni, anche nella festa che si svolge poi durante l'estate. Sì, grazie a voi. Per chi ci segue da lontano spieghiamo dove si trova Gualtieri. Gualtieri Si Camminò è un paesino in provincia di Messina, a 5 km insomma, dal nazionale di Giammoro, e quindi facciamo un appello insomma, anche ai cittadini dei paesi limitrofi a venirci a trovare, perché con le nostre prospettive sono di offrire sempre di più, insomma rendere questo paese sempre più fruibile, più accessibile a tutti. San Nicola è il patrono di Gualtieri. Il patrono di Gualtieri Si Camminò, esatto, San Nicola di Bari. La festa principale, diciamo, si svolge in estate, quella magari più partecipata, sì. E poi invece nel giorno della festa di San Nicola, il 6 dicembre, si svolge quest'altra iniziativa. Il suo giorno liturgico è il 6 dicembre, ecco, più una festa che si vive in tutta la comunità, che si sente religiosa strettamente, ma anche di gioia con i bambini. Poi d'estate, ecco, quando arrivano tutti i nostri compaesani da tutte le parti del mondo, perché sono tanti giovani, tante persone, tante famiglie vivono fuori, però è un incontro d'estate, si riuniscono le famiglie e noi lodiamo il Signore attraverso San Nicola con la statua di San Nicola che portiamo, ecco, per le vie, per la nostra città in estate. Adesso il 6 dicembre si porta invece la reliquia del santo, ecco, per lodare il Signore e per portare proprio questa pace, prosperità e salute a tutti. Ecco, che io... Il lancio delle noccioline invece ha una spiegazione in qualche modo? Oppure... Certo, il lancio delle noccioline è un qualcosa di molto importante, cioè
significa portare abbondanza, prosperità, abbondanza in qualsiasi senso, abbondanza di salute, abbondanza di gioia, abbondanza di lavoro in questo periodo e soprattutto di pace. Ecco, è un augurio che si fa a tutti i cittadini, a tutti i gualtieresi e a tutti quelli del mondo, portare sempre gioia, prosperità in tutto e soprattutto in famiglia. Vediamo che ci sono anche i bambini impegnati nella raccolta delle noccioline, quindi questa tradizione sicuramente potrà continuare perché ci sono generazioni e generazioni che partecipano poi in maniera attiva. Non solo può continuare, ma deve continuare, perché io dico sempre una cosa, che i bambini sono la gioia non solo della famiglia, ma sono la gioia della comunità. Ma non ci sono soltanto i bambini che portano gioia, ci sono anche i giovani che sono la nostra forza e poi ci sono tutti anche quelli grandi, gli anziani, perché è una festa San Nicola, vedete, una festa per tutti, insieme con tutti e per tutti. Non resta altro che augurare serene feste a chi ci ascolta. Io vi auguro veramente, anche a nome dei miei concittadini, tanta pace, tanta gioia, un augurio che San Nicola entri nei vostri cuori, vi riscaldi il cuore e ci porti a questo Santo Natale, che nasca questo Santo Natale, ecco, da San Nicola in tutti i cuori. Grazie e auguri. Grazie.